Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Il nostro appuntamento delle 12 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Buon inizio settimana, buon lunedì 12 di ottobre e come sempre un grazie a tutti quanti voi, quindi grazie 256.337 volte, grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Io compro siciliano, continuo a raccontare la storia di un territorio meraviglioso. Siamo stati proprio questo fine settimana con le telecamere di Io compro siciliano a Tortorici. A Tortorici dove si è svolta una manifestazione organizzata dalla Proloco con il suo presidente Lidia Calà, che abbiamo avuto tra l'altro spesso ospite anche nei nostri live. Abbiamo parlato della quarta edizione di Cibo e Territorio, la salute e ambiente. Le nostre telecamere hanno raccontato tutto quello che è avvenuto in queste due bellissime giornate e ancora continuiamo a raccontare la Sicilia. Oggi avremo con noi un grandissimo artista. Eh sì, è davvero un artista, lui è siciliano ed è conosciuto in tutto il mondo, veramente una punta di gioiello. Lui si chiama Lelio Bonaccorso. Lelio è un fumettista per Rizzoli, Mondadori, Disney, Marvel, è ancora illustratore, è un insegnante presso la scuola di fumetto proprio di Palermo, è un creatore di reportage di fatti storici. Lui per esempio ha fatto un'opera dedicata a Peppino Impastato, per il quale tra l'altro ha avuto immensi riconoscimenti sul territorio nazionale ed internazionale, è ancora pubblicato su Corriere della Sera, l'Unità, la Gazzetta dello Sport, ha pubblicato in Europa, Nord America, America Latina, insomma avremo veramente con noi un grandissimo personaggio ed entreremo con lui all'interno dei suoi fumetti, fra poco naturalmente nel nostro live. Ma ancora, avete sentito la data? Oggi è lunedì 12 di ottobre. Eh sì, è arrivato il momento tanto atteso da noi, dai tre fondatori di Io Compro Siciliano, Giuseppe Giorgiani, Davide Morici, Francesco Caravello, da tutto il team di Io Compro Siciliano, ma anche da tutti quanti voi, perché domani ci sarà finalmente la presentazione del piano industriale del progetto di Io Compro Siciliano. Lo si farà davanti alla stampa nazionale ed internazionale, si farà davanti alle massime autorità istituzionali della regione siciliana con la presenza del presidente, l'onorevole Nello Musumeci, degli assessori e pensate, proprio domani a Palermo, a Palazzo Comitini, si firmerà questo protocollo di intenti tra Io Compro Siciliano e l'assessorato all'agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea con l'onorevole Edi Bandiera. Questo protocollo che punterà alla valorizzazione dei prodotti con un elevato standard qualitativo per favorirne naturalmente la diffusione. Sapete che identità, qualità e provenienza sono i tre punti fondamentali di questo lifestyle di Io Compro Siciliano. Domani questo protocollo fra Io Compro Siciliano e le istituzioni per portare avanti quello che è il nostro meraviglioso progetto che condividiamo con tutti voi. Vogliamo ancora dirvi? Domani saremo in diretta con le nostre camere alle 11:30, potrete seguirci sui nostri canali, sulla pagina Io Compro Siciliano, sulla nostra pagina ufficiale, su YouTube, seguite la diretta perché avrete modo di essere presenti, visto le restrizioni per il contingente periodo, e potrete condividere con noi questo importante traguardo che diventa comunque ancora una volta un altro nuovo punto di partenza. Bene signori, io volevo ringraziare come sempre in regia Paolo Gatto, Marzia Monreale capo redazione, tutto il team e siamo pronti per far entrare con noi il nostro specialissimo ospite. Signori e signori, con noi Lelio Bonaccorso.
Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno Lelio, buongiorno, quale piacere averti con noi. Grazie mille, ricambiato. Come sempre, noi, Lelio, raccontiamo le storie del territorio, raccontiamo le storie oggi di un grande artista. Lelio comincia questa sua passione per i fumetti e mi piacerebbe partire proprio da qui. Come inizia tutto, Lelio? Ma tutto è iniziato, posso dire, da piccolo. Io avevo circa 6 anni, questa storia la racconto spesso quando vado nelle scuole. Avevo circa 6 anni e parlando con mia madre lei mi chiese la fatidica domanda: che cosa vuoi fare da grande, no? E io risposi due cose. Una, la prima, era quella che volevo fare Indiana Jones, cioè volevo fare con l'archeologo e in particolare con Indiana Jones. Vai. Il mio interesse per la storia e gli antichi, diciamo, misteri. E poi chiaramente il fumettista, perché io all'epoca leggevo Topolino come tutti i bambini e disegnavo continuamente. Avevi già le idee chiarissime. Già lo sapevo, effettivamente. Anche perché non credo che potrei fare altro, sinceramente. Per cui poi ho perseguito questo percorso. Io sono di Messina, ho fatto l'istituto d'arte a Messina, anche se all'epoca non c'era nulla che riguardasse il fumetto, in Sicilia all'epoca. Dopodiché, dopo alcuni passaggi all'università, che chiaramente non erano proprio la mia strada, ho scoperto la scuola del fumetto di Palermo, che è una grande realtà siciliana, conosciuta ormai a livello internazionale, benché sia giovane perché ha circa 15 anni. E da lì ho studiato, dopodiché ho iniziato anche a insegnarci all'interno di quella scuola, con la quale collaboro ancora ogni tanto, insomma sono la mia seconda famiglia. E poi da lì, insieme a Marco Rizzo, con cui ho fatto alcuni fumetti che tu già hai nominato, come quello sul Peppino Impastato, con lo sceneggiatore Marco Rizzo abbiamo lavorato su vari libri, sia in Italia inizialmente e poi anche all'estero. Poi è un percorso che si espande mano a mano che cresce. Senti Lelio, tu hai veramente tantissime esperienze. La cosa che mi è piaciuta leggendo la tua storia artistica è che tu hai avuto il fumetto poi è comunicazione. Ma tu poi sei creatore proprio di reportage, dei veri e propri reportage, ed è poi fa parte del fumettista di giornalismo grafico, cioè quello di riportare proprio accadimenti storici. Prima citavamo proprio Peppino Impastato, tu hai avuto tantissimi riconoscimenti in tutta Italia, nel mondo, hai scritto veramente, tra l'altro hai pubblicato in Europa, leggevo in Nord America, in America Latina, tantissime esperienze. Tu sei un fumettista e sei anche un insegnante. Quanto è importante la comunicazione? La comunicazione, soprattutto oggi come oggi, è tutto. Con la comunicazione tu puoi trasmettere quelli che sono dei contenuti didattici importanti, per cui a livello scolastico sicuramente i nostri libri vengono usati per parlare di cose anche importanti come la lotta alla mafia, come la Shoah, come il discorso dell'immigrazione, ma al tempo stesso la comunicazione è quello che ti permette dal punto di vista commerciale di vendere un prodotto, di vendere anche di vincere anche le elezioni. Oggi ormai tutto funziona sulla comunicazione, anche perché il fumetto è un mezzo che ti permette di arrivare in maniera immediata. Oltretutto i fumetti che cosa fanno? Fanno una cosa molto semplice e antica, che è raccontare le storie. Perché noi senza storie non possiamo stare, perché non ce ne rendiamo conto, perché noi abbiamo bisogno di respirare, di dormire, di mangiare, ma non ci accorgiamo, se tu basta che chiedi a qualcuno, quali sono le cose essenziali? Nessuno ti risponderà alle storie. Eppure noi non facciamo altro che raccontare una nostra storia personale continuamente, che viene costruita sulle nostre esperienze. Ci sono le storie piccole, che sono le storie di ciascuno di noi, e poi la storia grande che si studia a scuola. E tutti pensano che la storia sia solamente quella, in realtà non è proprio così. Ed è anche per questo motivo per cui Instagram ha chiamato una parte della sua applicazione le storie di Instagram, che guarda caso vengono molto utilizzate soprattutto dai giovani, ma non solo, per comunicare dei contenuti. Questo perché quando noi narriamo qualcosa, costruiamo una realtà ed è quella che la gente pensa che sia reale, non proprio la verità. La verità viene costruita sulle storie. Ecco, con i fumetti noi possiamo raccontare, scusami, finisco, possiamo raccontare dei contenuti didattici o anche delle cose che possono essere reportaggi giornalistici o anche semplicemente divertimento, intrattenimento. Tra l'altro, proprio su quello che stai dicendo adesso, Lelio, devi sapere, noi con Io Compro Siciliano abbiamo fatto la scelta sin dall'inizio e lo diciamo,
noi piace raccontare le storie e lo facciamo raccontando gli ospiti, gli artisti, quello che loro hanno fatto, i prodotti, il territorio, il turismo, raccontare delle storie, proprio quello che dicevi tu è importante e fondamentale. Allora, io volevo chiedere innanzitutto al nostro regista Paolo Gatto se abbiamo qualche messaggio da leggere dei nostri amici che come sempre scrivono durante le nostre dirette. Abbiamo un buongiornissimo da Fausta in Travaglia, lei è un'attrice, segue sempre i nostri live. Ciao bellissima Fausta, buon inizio settimana a tutti voi, grazie, ricambiamo anche per te. C'è Ilenia Marino, buongiorno. Ilenia, a proposito di storie, Lelio, e fa parte anche lei del team di Io Compro Siciliano ed è proprio lei legata alla parte Instagram, quindi capita proprio a fagiolo questo saluto. Ciao Ilenia. Amalia Pinto, buongiornissimo, salutiamo gli amici di Io Compro Siciliano e felice giornata a tutti. Ciao Amalia, il Faraone Palermo, ciao caro, buongiorno, buongiorno carissima amica Catiuscuzza e al grande Lelio Bonaccorso e a tutto il popolo di Io Compro Siciliano. Ciao caro amico. Bene, senti Lelio, ma io faccio anche un po' la sfacciata di tanto in tanto, ma tu per esempio lì hai vicino a te qualche fumetto che potremmo sberciare insieme al popolo di Io Compro Siciliano? Certo, certo, io ho preparato un pochino di cosine così facciamo vedere. Allora, vi faccio vedere intanto questa che è una cosa abbastanza, diciamo, nota, la conoscono tutti, ecco qua. Ed è una copertina che io ho fatto per la Panini che distribuisce la DC Comics, quelli che fanno Superman per capirci in Italia. E qualche mese fa siamo usciti con questa cover, la cover sarebbe la copertina, che mi è stato chiesto di inventare nella Valle dei Templi, per cui sono stato contento di poter mettere Batman, che è il mio supereroe preferito, alla Valle dei Templi di Agrigento. Una cosa bellissima, anche perché in questa iniziativa c'erano coinvolti personaggi importanti, Milo Manara, insomma, gente veramente di grande livello, è stato un onore. Poi un altro fumetto che riguarda la Sicilia, questo qui, questo in realtà è un libro illustrato, che è il leggendario Federico II, che è di Ecco. Gianca, sì, scritto da Valentina Certo, che è un'ottima storica, una brevissima storica, oltretutto anche lei insegnante all'Università di Palermo. Per parlare di fumetti per bambini c'è questo, che è La mafia spiegata ai bambini. Questo è un fumetto edito da Becco Giallo, che io ho illustrato con Marco Rizzo, che è il mio socio, con cui abbiamo fatto ormai decine di libri. È un libro che va fortissimo nelle scuole, soprattutto elementari. È un testo per bambini che spiega il problema della mafia e come affrontarlo, ed è uno strumento che noi abbiamo dato in mano a insegnanti, educatori, genitori. Poi, sempre reportage, c'è Salvezza. Questo qui è edito da Feltrinelli, che ho realizzato con Marco Rizzo. Questo è un libro piuttosto che ci coinvolge emotivamente molto, perché noi siamo stati a bordo della nave Aquarius, non so se voi la ricordate, è la nave che faceva soccorso di migranti. Qualche anno fa ci fu la diatriba con il discorso dell'ex ministro Salvini. Noi siamo stati imbarcati su questa nave per 20 giorni, abbiamo assistito alle operazioni di salvataggio ai confini con le acque libiche e abbiamo anche chiaramente dato una mano, perché quando sei lì tu aiuti, e l'abbiamo raccontato in un fumetto, perché questo è un fumetto che racconta quello che accade, così tutte le persone che hanno qualche domanda su cosa succede realmente, visto che ci sono tantissime fake news in merito a questo argomento, tutto quello che non abbiamo visto l'abbiamo raccontato. Poi vi faccio vedere Sinai. Questo qui è un fumetto che ho realizzato io insieme a Fabio Brucini, che è un mio carissimo amico toscano che vive da ormai più di 30 anni nel deserto del Sinai. Io sono stato per circa un mese e mezzo con le tribù beduine in Egitto e tutto quello che ho vissuto l'ho raccontato. Lo hai raccontato lì. L'ho raccontato lì, con i fumetti, per cui chiunque di voi volesse andare a vedere il deserto, vi faccio vedere una paginetta. La bellezza, Lelio, di leggere un libro così, penso che sia legata al fatto che tutti i sensi vengano veramente coinvolti. Cioè la bellezza di poter leggere e naturalmente averne una restituzione visiva diventa di grande immediatezza. Proprio per questo tu prima facevi vedere anche il libro sulla mafia fatto per i bambini. Pensi che sia importante entrare all'interno delle scuole proprio in questo modo così semplice, immediato, Sì. per i bambini, proprio per raccontare
non solo quelli che poi sono fatti di attualità, ma anche la storia, no? Vedevo per esempio prima il libro su Federico II. Certo. È importante conquistare i bambini in questo modo. Allora, io direi, aggiungerei non solo per i bambini, nel senso che noi con Marco, soprattutto parlo con Marco perché con Marco abbiamo un'attività ormai da decennale, abbiamo girato, credo, abbiamo incontrato migliaia di ragazzi di tutta Italia, dal nord al sud e anche all'estero, dove i nostri libri sono stati pubblicati. E devo dire che sono stati utilissimi. Per esempio, ricordo una ragazza credo fosse Scordia, dove io presentai il fumetto su Salvezza, cioè sul discorso migranti, e lei poi mi scrisse in privato e mi disse: guarda, io a casa mia non so che cosa credere rispetto a questa vicenda perché i miei genitori guardano sempre e solamente la televisione. Non avevo un'idea precisa. Ora che ho letto il vostro libro, dove date delle informazioni, dove mi avete dato dei dati, mi sono fatto una mia idea. E adesso so che cosa pensare rispetto a questa cosa. Aggiungendo alla fine, tutte queste cose io non le conoscevo, non potevo neanche immaginare che esistessero cose di questo tipo. E noi di questi messaggi ne abbiamo ricevuti, devo dire, tantissimi. Tantissimi perché l'unico vero problema, l'unica cosa di cui dovremmo fare almeno è l'ignoranza. Perché poi è chiaro che tu ti faccia un'idea di quello che è il mondo, è normale, ognuno di noi ha la propria idea, però deve avere i dati. E qui la comunicazione del fumetto, fortissima, immediata, universale, trasversale, entra in gioco. Per esempio questo libro qui è un libro che è pubblicato da Rizzoli, si chiama Jan Karski, l'uomo che scoprì l'Olocausto. Questa è una storia vera di un soldato polacco che scoprì i campi di concentramento all'inizio della guerra, nel 1942, li denunciò sia a Churchill, a Roosevelt, cioè americani, inglesi, disse: guardate che stanno massacrando tutti. Loro lo ricevettero ma gli dissero: guardi, non diciamo che lei sia un bugiardo, però non possiamo credere a un'enormità del genere, è impossibile che stanno ammazzando milioni di persone. Questo nel 1942, cioè significa che i campi di concentramento che sono stati liberati nel 1945 dai sovietici, in quei 3 anni, se si fosse bloccata questa operazione, si sarebbero salvate queste persone. Ecco, questa è una storia che per tanti anni cadette nell'oblio della storia, perché Karski parlava male dei nazisti, ma anche dei sovietici, che avevano occupato il suo paese, avevano fatto degli stermini. E dopo la guerra i sovietici erano già alleati, dunque non si poteva parlare male. Dopo la guerra finiscono i nazisti, ma la Germania è alleata, per cui non puoi parlare male della Germania. Perciò una figura come Karski va a finire nell'oblio. Ora noi con questo fumetto, che è stato pubblicato in credo 4 o 5 paesi, abbiamo raccontato una storia a tantissime persone, giovani e meno giovani, perché questi sono magari fumetti anche per adulti, che non conoscevano. Sono storie importanti perché poi in realtà sono semplicemente un inizio di un percorso riflessivo, anche perché c'è sempre meno tempo. C'è sempre meno tempo, la gente legge sempre di meno, per cui il fatto di avere un fumetto che è un mezzo rapido, anche affascinante, spinge... Immediato, è proprio immediato. Senti, ti volevo dire, Lelio, tu hai partecipato a tantissimi festival, tra l'altro di fumetti, naturalmente, del fumetto, con esposizioni sia personali che collettive. Senti, ma la partecipazione ai festival porta all'arricchimento, lo scambio, questa sinergia, questo modo di far comunque rete, di conoscere di più, di Cioè, aprirsi a nuove forme, realtà. assolutamente è un momento di scambio, di incontro. Poi noi siamo come una grande tribù, tutti, diciamo, noi colleghi del fumetto, anche perché poi, sai, abbiamo un linguaggio comune, anche se magari siamo di paesi differenti. Quello che è veramente molto importante oggi come oggi per fare crescere questo mondo sono le scuole, perché le scuole sono come delle cellule, no? Delle cellule madri da cui escono i giovani fumettisti. E a me capita tantissime volte, per esempio, di dare dei consigli anche professionali o anche legali, insomma, come gestire un contratto, come gestire un rapporto con un editore, ai giovani fumettisti esordienti. O magari indirizzare qualcuno a un editore rispetto a un altro editore. Insomma, è un modo per fare rete, per collaborare e per crescere.
Poi ormai noi viviamo, il nostro lavoro è in smart working da sempre, ecco, questo è un termine diciamo attuale, perché io lavoro per esempio in questo momento con delle case editrici francesi, faccio il materiale e lo mando via mail, loro lo vedono, insomma, e poi il lavoro procede così. Senti Lelio, è importantissimo nel tuo lavoro, più che mai, l'attenzione al particolare. E allora ti dico, ma tu nella tua vita privata sei così come nel lavoro? È importante il particolare? Allora, io in realtà sono un po' disordinato, devo dire, ho una sistemata qua dietro, ma vedo che c'è un macello. Io sono molto visivo, cioè se io una persona per esempio la incontro, la riconosco diciamo in viso, però magari il nome non me lo ricordo, non so tu se tu si ricorda tutti i nomi, io per esempio li devo sentire un po' di volte prima di ricordare, però so chi sei, solo che non ricordo come ti chiami, per cui non me ne vogliano quelli che insomma è capitato. Quindi Lelio, come vedete, è un fumettista tipico. Senti, ma io adesso ti faccio una domanda e poi leggiamo qualche messaggio dei nostri amici che stanno seguendo il nostro live e naturalmente il saluto anche a chi ci segue attraverso i video party. Senti Lelio, c'è qualche personaggio che ancora hai dentro la tua testa ma che non è venuto fuori su carta? Allora, diciamo che io ho, diciamo, dei miei beniamini che vorrei un giorno disegnare. Il primo di tutti è Batman per me, io sono un appassionato, però insomma, piano piano. Poi in realtà sto lavorando su delle storie, una in particolare che ho scritto io che riguarda la Sicilia, che è la vicenda dei vespri siciliani, in particolare la storia di Dina e Clarenza, che sono due eroine messinesi, perciò la parte diciamo, che si è sviluppata a Messina, che è una sorta Di Messina, vero Lelio? come? Tu sei Sì, originario, sei proprio... Ah, ok. originario e continuo ad abitare, non sono uno dei Sì, pochi fortunati che ho potuto restare. sì. Ho voluto raccontare questa storia che riguarda noi siciliani da un punto di vista anche della vittoria, perché poi purtroppo oggi viviamo, diciamo, abbiamo un po' di tristezza rispetto diciamo, alle vicende della nostra regione, però ci sono dei fatti del passato che sono sicuramente di grandi vittorie, perché la rivoluzione del Vespro è la prima rivoluzione popolare contro una grande potenza, prima ancora di quella americana e prima ancora di quella francese. Non se ne parla spesso, però è molto, molto importante. In particolare, io ho raccontato, o meglio, sto raccontando la storia di queste due donne, perché poi le donne nel Medioevo, se tu ci pensi, a parte Giovanna d'Arco, non ci sono storie di donne. Eppure le donne avevano un ruolo importante nella società. Però le Chissà cronache. poi, chissà poi se c'è una volontà anche in questo, no? Nel fatto di vedere il Sicuramente, racconto delle storie. sicuramente. Perdonami, senti, tanto intanto ti interrompo, qualche riflessione. Dicevi la Sì. storia di queste due donne, sì. Sì, di Necarenza. Sì, no, una riflessione importante quella che fai perché chiaramente non è casuale, perché l'immagine delle donne o viene totalmente, diciamo, eliminata, diciamo, dai poteri, ok? Per cui la donna in quel periodo non era presa in considerazione tale da poterla inserire all'interno delle cronache dell'epoca. E poi soprattutto quando vengono narrate, spesso sono delle prostitute, delle poco di buono, perché la donna deve stare al suo posto, cioè questa era la mentalità. Ecco, io invece ho voluto raccontare la storia di queste due donne che realmente hanno avuto un ruolo importante in questa ribellione perché hanno cacciato i soldati angioini che stavano assediando la città, hanno lanciato delle pietre e con le campane praticamente svegliato tutti e salvato la città che sarebbe stata sicuramente distrutta e sarebbero stati diciamo, tutti massacrati perché parliamo di un esercito di 20.000 uomini armati sotto la città di Messina con 200 navi, insomma immaginate i marine contro dei popolani, ecco questo è. Per cui se avete visto sicuramente Brevard, ecco, Sì. il Vespro è stato qualcosa di molto simile, solo che chiaramente noi non abbiamo le produzioni hollywoodiane che ci fanno i film, per cui mi sono detto bene, Ma vuol dire che noi abbiamo un gioiello che si chiama Lelio Bonaccorso e quindi speriamo di senti fare. Lelio invece senti invece leggiamo un attimo Paolo Gatto, il nostro regista, vediamo se mi manda qualche messaggio da parte dei nostri amici. Abbiamo Giovanni Misseri, ciao caro, buongiorno, sempre sul pezzo top, ciao caro Giovanni, ciao. Salvo Buccheri, buongiorno, buongiorno anche a te, Salvo. Abbiamo il Faraone Palermo che dice: le esperienze vissute da Lelio ha fatto di lui
una figura più umana che mai con un'anima nobile, che ha un bellissimo messaggio che è quello di cancellare l'ignoranza di certe persone una buona volta e per sempre. Lo stimo tanto, ho già letto Salvezza, Sinai e Mafia spiegata ai bambini, mi fa tanto ricordare un grande amico mio, vignettista, quando lui parla, e insomma anche lui forse di grande talento, che è Marco Ivaldi, che è proprio Marco è un amico del nostro faraone Palermo. C'è Céline Alcala. Céline è una francese, Lelio, che ha deciso qualche anno fa di fermarsi in Sicilia, e lei è una eccezionale narratrice della terra siciliana agli ospiti che arrivano da ogni parte del mondo. Bonjour, io compro siciliano. Lelio, sono una tua fan. Hai capito? Grazie. Hai un fan come Céline. Céline è veramente una Grazie ragazza a tutti, grazie. abbiamo avuto modo tra l'altro di intervistarla. Allora, sono gli ultimi minuti. Volevo dirti, Lelio, allora tu sai quanto per noi è importante parlare di rete, parlare di connessioni. Poi domani abbiamo, insomma, siamo anche un po' tutti emozionati perché abbiamo questo importante appuntamento tanto atteso, perché alle 11:30, anzi invito tutti, ricordo a tutti voi di collegarvi sui nostri canali social, perché domani trasmetteremo il nostro live, la conferenza stampa, la presentazione del piano industriale di Io Compro Siciliano alla stampa nazionale ed internazionale, con la presenza delle massime autorità regionali. Si firmerà questo protocollo tra Io Compro Siciliano e l'assessorato regionale all'agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea con l'onorevole Di Bandiera, e questo per l'obiettivo proprio di valorizzare i nostri prodotti con quello che è la identificazione di qualità. Quindi collegatevi e saremo ben felici di condividere sempre insieme a tutti voi. Senti Lelio, ma io ti faccio adesso una domanda, ma secondo te, ma se io ti mandassi privatamente le figure dei 3 fondatori di Io Compro Siciliano, di Giorgianni, di Morici e di Caravello, ma riusciremmo forse a fare una storia, a raccontare una storia che c'entra poi con questo racconto della Sicilia, che è il voler portare avanti le grandi eccellenze, le eccellenze artistiche, umane, del territorio, dei prodotti, del turismo, la qualità della nostra accoglienza, la nostra insularità d'animo. Un periodo molto particolare, quello che abbiamo vissuto in questi mesi. Io Compro Siciliano, tra l'altro, nasce proprio in un periodo particolarissimo, difficile per tutti, e forse c'è stata realmente una chiave di svolta, che è quella di mettere insieme tante aziende, tanti siciliani, tanti appassionati, tra l'altro non solo in Sicilia, perché Io Compro Siciliano non è diciamo sempre un progetto di esclusione, ma anzi è di inclusione, affinché anche tutte le altre regioni d'Italia lo facciano, che è quello di promuovere prevalentemente guardando accanto a sé, quindi partendo da sé per poi arrivare ovunque. Ma potrebbe essere un'idea quella di scrivere qualcosa per Io Compro Siciliano? Allora, fermo restando che devo finire i milioni cioè i libri che sto facendo, però sì, in realtà diciamo che per esempio io sto facendo delle collaborazioni che riguardano delle attività commerciali o comunque delle attività extra, diciamo, fumetto, che usano il fumetto come un mezzo per raccontare qualcosa, perché poi, insomma, dipende anche quante pagine uno deve andare a fare di un libro. Però sicuramente sì, nel senso che è un modo di raccontare una storia. Io, per esempio, a proposito di queste cose extra fumetto, ho realizzato un mazzo di tarocchi siciliani. Non so se tu sapevi insomma, che ci fossero i tarocchi siciliani, ma abbiamo dei tarocchi proprio nostrani. Li abbiamo, io l'ho fatto qualche anno fa, è una cosa bellissima perché fa parte della nostra identità, della nostra storia. E io li ho trovati, quelli antichi, cioè in un libro, cioè, mi hanno prestato e li ho rifatti, per cui li ho prodotti insieme all'Associazione Tarocchi Siciliani Catanese.
Tra l'altro parlava di Tortorici, all'inizio parlava di Tortorici, era a Tortorici che ancora oggi si gioca con i tarocchi siciliani che vengono usati non solo per divinazione o a livello simbolico, ma c'è proprio il gioco dei tarocchi, come se fosse un gioco di carte, come se fosse... Ed è una cosa molto interessante. Poi, ad esempio, con Mario Frenno, che è stato anche un vostro ospite, stiamo lavorando su qualche tempo fa. Lui è un artigiano del cuoio, stiamo lavorando su delle illustrazioni che poi verranno inserite all'interno, diciamo, dei suoi lavori in cuoio. Per cui cerchiamo, soprattutto in un momento così complicato, di aiutarci e darci una mano a vicenda, perché anche poi il mio settore è stato colpito, perché chiaramente chiudendo le librerie capisci bene che, insomma, calano le vendite dei libri, per cui diventa complesso. Poi è chiaro che, visto che parliamo di comunicazione, che chiunque volesse seguire un po' queste cose che io vado a fare, queste cose che facciamo, o magari vedremo in futuro anche tra di noi se nasce qualche collaborazione, poi ne parleremo, mi può seguire su Instagram, perché su Instagram trova, diciamo, i miei lavori, le mie, diciamo, iniziative e anche il link a questa puntata molto bella che stiamo facendo. Io volevo ringraziarti, Lelio. Lelio Bonaccorso è veramente una grande risorsa, una grande eccellenza siciliana. Noi siamo felici di averti avuto ospite con noi. Abbiamo l'abitudine, Lelio, di chiudere nel nostro consueto modo. Apriamo in genere con i ringraziamenti al popolo di Io Compro Siciliano e stiamo andando sempre più vicino ai 260.000 amici. E chiudiamo invece con i nostri ospiti un po' in segno di augurio per tutti con la nostra consueta frase. Io vi ricordo, seguite la diretta di domani 11:30, volevo ringraziare Paolo Gatto in regia, ringraziare come sempre tutti voi e ringraziare il nostro specialissimo ospite che è Lelio Bonaccorso. Lelio, ma adesso per favore potresti venire un pochettino più vicino alla camera? Aspetta, eccoci qua. Capisci perché adesso ci serviva essere centrati? Perché poi c'è questo passaggio. Adesso dovresti per favore ripetere insieme a me. Io compro siciliano? Ci piace! Grande Elio Bonaccorso, grazie per essere stati con noi. Grazie, buona vita ad Maiora. Ciao, ci vediamo domani 11:30. In bocca al lupo per domani. E volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito e insomma che mi seguono. Grazie, una buona giornata. Grande Lelio, ciao, a domani! Ciao.